Allora iniziamo proprio dalla Presidente Teso. Allora Presidente, intanto grazie di aver accettato l'invito. Chi siete, cosa state facendo? Perché vi vediamo poco, so che fate tantissime cose, ma gli addetti ai lavori, lei è a casa, sanno chi sono queste donne e cosa fanno? Prego Presidente. Allora, grazie. Noi siamo un'associazione di imprenditrici femminili della piccola e media impresa e ci siamo costituite da poco, perché ci siamo costituite il 31 luglio, però siamo già partite con dei progetti importanti. Il primo progetto, che è Pari Incroci, finanziato dalla Regione Veneto, è un progetto che ci vede in prima linea per dare un sostegno alle imprenditrici, ma anche alle dipendenti, quindi a tutte le donne in generale. Abbiamo pensato di focalizzarci sia sul mettere le donne a conoscenza di quelli che sono i loro diritti, i loro doveri, ma anche le loro possibilità, perché ci sono donne che devono essere seguite da una fascia rossa, quindi donne che subiscono violenza, donne che subiscono mobbing, ad una fascia verde, che è una fascia molto più lieve, in cui hanno semplicemente bisogno di informazioni a cui rivolgersi come associazioni che le possono aiutare nella gestione degli anziani, nella gestione, ma anche semplicemente nel richiedere un pulmino per accompagnare un anziano e non doversi assentare dal lavoro. Questo è un progetto molto importante a cui stiamo lavorando da gennaio e per il quale contiamo anche di fare informazione. Ad esempio, ci sono donne che si separano, donne che non sono indipendenti economicamente e che si ritrovano a dover gestire vita quotidiana, economica, famiglia, lavoro, e magari non sanno nemmeno leggere la loro busta paga, non sanno nemmeno quali sono le loro modalità di approcciare ad un contratto, quali sono i diritti che possono chiedere al datore di lavoro e come il datore di lavoro può andare incontro, perché molto spesso si tratta di aiutarsi, di venirsi incontro. In effetti noi leggiamo di queste donne, di queste persone anche ammalate, questa donna tumore al seno licenziata, non so se lei ha sentito questo caso. Lei capisce che fa venire i brividi nel 2024, soprattutto con tutte le associazioni che abbiamo che dovrebbero occuparsi di quello che sta dicendo lei. Perché voi l'avete fatto? Perché vi siete accorti che in questo programma molto importante c'è un buco. Manca la rete. Manca la rete. Cosa dice Presidente? Non abbiamo proprio il diritto di sapere chi fa parte del mondo volontariato, perché hanno fatto un minestrone, dentro c'è tutto, fondazioni cooperative, onlus, di tutto e di più. E invece una cosa seria il volontariato. Mi trovo perfettamente d'accordo, io peraltro sono psicologa, quindi nell'ambito sociale sono più di 20 anni che ci lavoro. Diciamo che molto spesso dietro l'associazione di volontariato non c'è più il vero volontario di una volta che si avvicinava per volere fare qualcosa. Ma ci sono degli interessi politici, ci sono delle indicazioni di massa, di genere da parte di qualcuno e quindi anche le associazioni, i volontari stessi faticano ad avvicinarsi a determinate associazioni perché non comprendono nemmeno quale ruolo potrebbero avere. Cioè se lei mi dice io oggi voglio fare del bene, dove vado? Chi scelgo? Come mi oriento? Voglio dedicare 2 ore del mio tempo libero a qualcosa. Lei dove andrebbe? Come farebbe? Non è facile districarsi, perché attraverso la parola sociale, purtroppo, non sempre si nasconde un vero interesse sociale. Ma sono d'accordo, mi scusi, sono d'accordo con quello che dice il sindaco, ma alla base credo che il problema sia proprio una mancanza di informazione, una mancanza di condivisione. Ci sono veramente tantissime associazioni, sono molto valide, fanno molto per il territorio, a volte però non sono conosciute, non sono... diciamo non vengono condivise nel modo giusto e quindi rimangono associazioni che potrebbero avere molta più visibilità e non ce l'hanno. Ma di base la mancanza di informazione nell'ambito sociale manca un po' su tutto. Okay? Non più tardi della scorsa settimana siamo stati invitati da una grossa azienda a fare un evento, un workshop sul ritorno al lavoro. Quindi la genitorialità dopo il ritorno al lavoro, cioè il ritorno al lavoro dopo la nascita di un figlio. E veramente, cosa non semplice. Assolutamente. E veramente la cosa bella è che siamo stati invitati da un'azienda che si occupa attivamente di questo e che fa realmente molto per questo. Ma la cosa strana è che molte persone non conoscono nemmeno le cose basilari, la possibilità per il papà anche di prendere il congedo dopo la nascita del bambino. L'avvocato che era presente quel giorno ha detto che siamo un 62% di papà che chiedono il congedo dopo la nascita di un figlio.
Ma gli altro 38% Dov'è? che ne ha diritto? Dov'è? La politica è entrata a gamba tesa dappertutto e invece di fare chiarezza fa confusione perché non ha addetti ai lavori, e se noi abbiamo assessori o sindaci che non capiscono il problema che c'è una popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovane, con acciacchi, con problemi, noi non ne andiamo fuori. Ma non solo i diversamente giovani, anche i ragazzi dove vanno, cosa fanno, cosa offriamo? Cosa offriamo loro se sbagliano? Prego, Presidente. Lei ha toccato una cosa, secondo me, ha detto una cosa molto importante. Il Covid ha cambiato moltissimi meccanismi. Quando c'è stato il Covid, il sociale ha avuto un'esplosione, no? Quindi sembrava che veramente ci fosse il tutto per tutti, il grande aiuto, eccetera. Finito il Covid, si è tutto sgonfiato e quindi le persone si sono ritrovate a non avere più nemmeno l'idea di quello di cui hanno bisogno, con la difficoltà e la depressione che per molti ha portato, con l'isolamento e la solitudine che in molti ha portato, e tutto quello che sembrava, i passi avanti che sembrava fossero stati fatti nel sociale, poi sono stati abbandonati in molte occasioni, purtroppo. E noi vediamo e questo la non solitudine. è colpa delle associazioni, ma è colpa un po' di tutto. È la solitudine che dilaga ovunque e comunque. Adesso parliamo proprio di donne imprenditrici. Allora, le donne imprenditrici forse hanno anche un raggio molto ampio che fa parte del nostro DNA come donne, io lo dico sempre, che è una visione molto più aperta. Il problema è se riescono ad arrivare a centrare l'obiettivo, che è quello di aiutare specialmente le persone, le famiglie in difficoltà. Io all'Emporio Solidale, Presidente, mai avrei immaginato di vedere famiglie con 2 persone che lavorano che non riescono ad arrivare a fine mese, perché abbiamo degli stipendi bassissimi, e la vita è costosissima, i figli veramente crescono e costano, gli asili non ne parliamo, la babysitter non ne parliamo. Ecco, questo aiuto dalla famiglia, anche come mondo dell'imprenditoria femminile, cosa intende fare? Prego, Presidente. Allora, noi stiamo cercando di fare molta informazione su questo, stiamo avviando tantissimi progetti proprio per questa problematica. È vero, le donne, ma non solo imprenditrici, sa, anche le donne dipendenti, ci troviamo tutti sulla stessa barca, non cambia molto, perché quando hai un figlio le difficoltà sono le stesse, e sono i nidi che mancano, i costi esorbitanti, perché il costo del nido è veramente, veramente elevato. Troppo spesso ormai siamo famiglie mononucleari, quindi i genitori e i nonni o sono ancora operativi e lavorano, o sono lontano, o hanno delle patologie e quindi hanno loro bisogno di aiuto, e quindi molto spesso c'è un 20% di donne che abbandona il posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio, e guardi che è tantissimo perché è 1 su 5, e 1 su 2 alla nascita del secondo figlio. Sono dati veramente forti, perché per la donna questo significa non essere più indipendente economicamente, ma anche uscire da un contesto socioculturale, diventa solo ed esclusivamente mamma e moglie, quindi perde tutto quello che è il suo lavoro, il suo ruolo sociale. Io uso una frase che usa un professore che si occupa di terapia familiare, il professor Alfredo Canevaro, che dice: pater patrimonium, mater matrimonium. E già questo ci fa capire lo stereotipo sociale, ci fa capire che molto spesso la donna si trova a dover scegliere, e non sempre volontariamente e consapevolmente, ma per necessità. Il tema povertà, solitudine, lavoro richiede risposte, e se tu non le dai è un problema tuo, perdi punti, perdi visibilità, e allora ecco che non avviene il confronto. Il confronto non avviene e poi sentiamo Mirella cosa dice. Allora noi abbiamo un mondo che si riempie di tutto e di più, noi facciamo tutto, ci siamo, e poi abbiamo, come se avete sentito Livio che dice: io vorrei fare il volontario, ma come faccio, dove vado? Perché Livio non sa, e non è Livio che deve andare, è il mondo del volontariato che si deve avvicinare a Livio. Come? Facendosi conoscere. È questa la fortuna che abbiamo, che dobbiamo avere la possibilità di non fare il campanile, ma di farci conoscere chi fa cosa. E allora anche Livio potrebbe fare il volontario, ma non lo sa, poveretto, e da solo non può farlo.
Prego, Presidente Teso. Sì, allora il discorso di Livio è una realtà concreta, nel senso che volendo fare volontariato ci sono talmente tante regole a livello di assicurazione, a livello di sicurezza, a livello proprio che non puoi prendere una persona e caricarla nella tua macchina, perché se ti succede qualche cosa poi ovviamente sei responsabile tu. Quindi per forza di cose bisogna andare in un ambiente, mi passi il termine, istituzionalizzato, come è l'associazione, che ha tutte le sue assicurazioni, che ha tutte le sue certezze, a volte hanno anche delle macchine proprio a disposizione. Però è chiaro che per andare all'associazione devo sapere dove voglio andare e soprattutto chi mi può aiutare. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere prima di andare in pubblicità, Presidente Teso, è questa donna e il lavoro. Noi abbiamo fatto molti passi in avanti, però abbiamo ancora questi stipendi che sono diversi dai stipendi degli uomini, e questo è inaccettabile. Nel 2024, occupandosi della stessa cosa, vediamo queste due diversità. Lei come Presidente Confappi cosa intende fare anche per questo? Perché è un tema molto importante. Assolutamente sì, noi quando siamo partiti in questo progetto Pari Incroci di cui le stavo parlando, siamo partiti proprio dal concetto del capitale umano, dal fatto che le donne quando entrano nel mondo del lavoro in media hanno un 5% in meno di parità di ruolo, a parità di mansione e anche di formazione culturale, quindi laureata eccetera, hanno un 5% in meno circa di stipendio rispetto all'uomo. Il problema è che poi negli anni questo stipendio, questo divario aumenta ancora di più, soprattutto dopo una maternità o soprattutto quando in certe posizioni la donna non arriva ad ottenere un posto di lavoro. E questo è un problema molto molto importante, perché ci porta a pensare che quando andremo in pensione saremo tutte più povere. Certo. E quindi avremo una pensione che non ci consentirà di vivere in un modo adeguato. Anche perché mi sembra che il costo della vita sia aumentato in maniera esponenziale, e con questi stipendi, ripeto, due persone con due stipendi non riescono veramente ad arrivare a fine mese. Per fortuna che hanno capito di non vergognarsi di prendere questa borsa della spesa. Noi poi, essendo anche in provincia, all'interno è anche un posto molto riservato, ecco, si affacciano di più, hanno il coraggio, c'è la vergogna. C'è un po' la dignità, no? Che non dovrebbe esserci, però abbiamo ancora quest'idea che non dobbiamo vivere di sussistenza, non dobbiamo chiedere. Questo è sbagliato, dobbiamo anche imparare a chiedere aiuto, perché è fondamentale. Allora partirei da lei, Presidente Teso. Cose importanti che veramente fra poco ci saranno, specialmente in questo mese che si ricorda molto la donna, il femminicidio, l'aiuto. Prego, Presidente. Sì, allora sappiamo che la data del 25 novembre è la data storica per la violenza sulle donne. Noi stiamo creando un evento per il 14 di novembre che si terrà a San Donà di Piave, che è aperto al pubblico, perché abbiamo scelto una data diversa, perché riteniamo che si debba cominciare a parlare di violenza sulle donne anche oltre il 25 novembre. Non si può parlare di violenza sulle donne solo quando ci sono dei femminicidi, si deve parlare di violenza sulle donne anche durante la quotidianità, perché le donne possono subire delle molestie, del mobbing, possono subire tanti tipi di violenza, non ultimo quella psicologica, che a volte è ancora peggiore rispetto a quella fisica. E durante questo evento noi tratteremo il punto di vista sia dell'imprenditrice ma anche della dipendente. Ci saranno più interventi, saranno presenti anche delle autorità, e una su tutte che ha già accettato la dottoressa Donazzan, quindi vorremmo invitare lei e invitare tutti i suoi graditi ascoltatori. Un modo diverso di fare impresa, Presidente Teso. Cosa vuol dire per una donna fare impresa in modo diverso? Vedi, devi avere la possibilità di investire. Assolutamente sì. Devi avere la possibilità di avere una squadra che ti supporta. Non sempre la donna ha questo, non a caso vediamo sempre molti uomini che parlano. Questa donna è sentita ma forse poco ascoltata, forse avrebbe da dire molto di più, visto anche i problemi che vive. Prego. Sì, allora, intanto devo dire una cosa, che noi in Confappi veramente siamo molto molto ascoltate. Ha sentito parlare del dottor Zanon,
Però l'opportunità che noi abbiamo creando anche il Confapi Donna, che non c'è solo Treviso ma è anche Venezia e se ne stanno sempre di più nascendo, ci dà anche l'opportunità di focalizzarci realmente su quelle che sono le problematiche delle donne. Quindi è vero, in questo caso parlava il dottor Zanon, però ci sono stati moltissimi altri incontri in cui abbiamo avuto la parola anche noi come donne. Lo diciamo perché diciamo perché è importante. Perché veramente in Confapi abbiamo questa opportunità. La donna ha ascolto, l'imprenditrice ha ascolto. Ci hanno sempre supportato e ci stanno supportando in tutti questi progetti, quindi per noi è fondamentale. Noi non vogliamo dire l'uomo e la donna, noi vogliamo dire le persone, gli imprenditori. Io mi faccio portavoce dell'imprenditoria femminile perché conosco le tematiche e le problematiche che incontrano le imprenditrici donne. Però ne dobbiamo parlare insieme, perché solo facendo squadra e solo supportandoci possiamo ottenere qualche cosa. Questi fondi del PNRR, come vengono distribuiti? Cosa viene realizzato? Questa è trasparenza, Sindaco. Ognuno deve spiegare quello che si realizzerà con questi fondi. Prego, Presidente. Ma allora, io non sono una donna di politica, sicuramente il sindaco ha più informazioni di me. Credo che a volte, quando si fa un bel progetto, si debbano passare vari stadi, no? E molto spesso ci si ferma perché ci sono burocrazie, perché ci sono difficoltà, perché non si hanno veramente delle possibilità di andare oltre. Spesso quando si chiede di fare un asilo nido, di questo lo so perché ho fatto io un progetto psicopedagogico per l'apertura di un nido, vengono richieste delle grandi, tra virgolette, garanzie e non sempre si riescono a dare nel territorio perché mancano effettivamente delle sicurezze in merito, perché poi quando si fa un nido ci deve essere del personale, si devono garantire le mense, si devono garantire tantissime cose, quindi non è solo un discorso economico, molto spesso è che possono mancare nel territorio tutte quelle che sono o vengono considerate a livello politico delle necessità. Presidente Teso, come ci saluta? Vi saluto rinnovando il mio invito all'evento del 14 novembre perché è una cosa in cui noi crediamo molto e magari più avanti potremo confrontarci su dei nuovi progetti perché ne abbiamo veramente tanti in serbo per l'imprenditoria femminile. Porte aperte, Presidente, Grazie, quando vuole, come vuole.